Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. In Inghilterra, il club Left-Handers International promuove la nascita della Giornata internazionale dei mancini, che da allora viene celebrata ogni 13 agosto. Sono tanti i mancini famosi di ieri e di oggi, attori, cantanti, sportivi, personaggi che hanno fatto la storia dell'arte e della scienza come Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, e anche diversi capi di Stato e di governo. La scelta del 13 agosto è collegata alla circostanza che già dal 1973 quella data è stata dedicata a varie manifestazioni che hanno inteso sensibilizzare sulle problematiche, ma anche su alcuni vantaggi, come la più spiccata propensione alla creatività delle persone, nelle quali si sviluppa la prevalenza dell'emisfero destro del cervello. Una prevalenza che sembrerebbe collegata a fattori ereditari, anche di generazioni passate. La singolarità, sostengono alcuni ricercatori, avrebbe superato l'ostacolo della selezione naturale in un mondo dominato dai destrimani proprio per alcuni vantaggi che comporterebbe. Oltre al maggior sviluppo dell'emisfero cerebrale legato alla creatività, anche la capacità di spiazzare gli avversari destrimani nei combattimenti. L'intento originario dei promotori della giornata dei mancini è stato quello di sensibilizzare sulla necessità di realizzare e introdurre nell'uso comune utensili per i mancini, specialmente per i bambini, nei quali il lateralismo si manifesta verso i 3 anni di età e che in passato sono stati fatti oggetto di forzature nella convinzione di dover correggere questa particolarità. Il pregiudizio ancestrale è insito nella stessa etimologia della parola mancino, che deriva dal latino mancus, ovvero mutilato o storpio. Gli studi scientifici hanno rilevato che è mancino solo il 10,6% della popolazione e che la particolarità riguarda maggiormente gli uomini. Nel 4% della popolazione, anche dopo i 36 mesi di età, permane la bilateralizzazione. Sono gli ambidestri, ugualmente abili con entrambi gli arti. Un fatto curioso che ha sovvertito la statistica si è verificato nel 1969. Entrambi gli astronauti sbarcati per primi sulla Luna, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, erano mancini.